Benvenuti a tutti. Vi chiediamo di chiudere i microfoni in modo da non avere echi di ritorno. Vi porto i saluti del presidente Irace Sareri di Confartigianato Imprese Verona. Questo seminario questa sera vuole fornire le informazioni in merito al bando regionale dei contributi a fondo perduto per alcune categorie di settori merceologici del comparto artigiano. Vi diciamo subito che il bando probabilmente deluderà qualcuno, sia perché resterà escluso per una questione di requisiti, sia perché lo stanziamento è di un po' più di 20 milioni di euro, 20 milioni di euro e 6 per un parterre di 135.000 imprese, quindi la stima è che circa un 5% riuscirà ad arrivare a questi contributi. Vi suggeriamo di tenere d'occhio comunque le mail, perché i soci ricevono attraverso lo sportello bandi in tempo reale le informazioni sui prossimi bandi che si apriranno, che sono camerali ma anche di tipo regionale, per cui avranno la possibilità di essere informati anche delle prossime opportunità. Ricordo a tutti che al di là di questo contributo a fondo perduto, chi avesse bisogno di consulenza sul credito o comunque sul controllo gestionale della liquidità può comunque rivolgersi ai nostri uffici, e se anche non sarà riuscito ad attingere a questo contributo possiamo vedere di essere utili da qualche altro punto di vista. Passo la parola al collega Paolo Ragno dello sportello bandi, che avvia la parte informativa. Buona serata. Grazie Valeria, benvenuti e bentrovati anche da parte mia. Mi accompagnerò alla relazione con una presentazione molto semplice e molto snella che vado a recuperare. Allora, prima di tutto un paio di informazioni di servizio, proprio alcuni suggerimenti. Già la dottoressa Bosco ha suggerito di togliere il microfono e la videocamera dove presenti. Il microfono ovviamente per evitare sovrapposizioni di voci che potrebbero rendere difficoltosa la comprensione, e la videocamera è un suggerimento perché sapete che questo tipo di interventi viaggiano sulla linea internet, quindi meno traffico sulla vostra linea internet e più sarà favorita la buona qualità audio-video di quest'oggi. Un'ultima cosa prima di partire con il bando, domande e risposte. Allora, il suggerimento è questo: in tutte quante le slide, quindi qua in alto sulla sinistra nel monitor, io riporto sempre queste email: contributi@confartigianato.verona.it. Durante tutta la presentazione o anche dopo, ovviamente, potete scrivere il vostro quesito a questo indirizzo. Alla fine della presentazione del bando, se avremo il tempo sufficiente, andrò a rispondere alle domande che possono trovare risposta in maniera molto velocemente. Se ci sono delle domande che richiedono più approfondimento, arrivando la domanda sulla mail, potrò rispondere anche domani mattina. L'ambito e il contesto dove interviene questo bando per contributi a fondo perduto. Il tutto rientra in un programma, in un piano di interventi approvato dalla Regione Veneto a maggio di quest'anno, e il programma, l'iniziativa si chiama Ora Veneto. Sul sito della Regione Veneto trovate tutti quanti i dettagli. Per questa sera è sufficiente, a mio modo, sottolineare che la Regione Veneto ha approvato e sta approvando delle misure per la concessione di contributi a fondo perduto, e oggi ci occupiamo in particolare di un bando, ma ci sono anche misure su finanziamenti agevolati, garanzie e altre misure più particolari. Allora, il tutto viene schematizzato in questa tabella. Abbiamo detto che ci sono in programma interventi da parte della Regione Veneto per quanto riguarda le garanzie e quindi l'accesso al credito. Ci sono misure per agevolare i finanziamenti, ci sono misure per la concessione di contributi a fondo perduto e misure un po' particolari, un po' specifiche. Questa sera siamo nella colonna nell'ambito dei contributi a fondo perduto, e in particolare in una misura che la Regione ha pianificato come supporto alla liquidità
e un sostegno alla ripartenza nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza da coronavirus. E andiamo a vedere il bando di cui ci occupiamo oggi. Si tratta di un bando approvato il 16 giugno con una delibera della Giunta regionale e il titolo è questo: Bando per contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei settori del commercio, della somministrazione e dei servizi alla persona. Partiamo dal titolo perché il titolo già ci dà alcune indicazioni, ci introduce nel contesto e quindi ci avvicina a quelli che sono i requisiti per poter valutare la partecipazione a questo bando. Io insisto molto in tutte le occasioni in cui presento dei bandi su un capitolo, una sezione del bando inteso come documento che si chiama finalità del bando. Per quale motivo? Perché laddove un ente decide di erogare dei contributi a fondo perduto si propone sempre un obiettivo da raggiungere, quindi una finalità. E queste finalità, se ben comprese, aiutano molto ad entrare nel tema voluto, in questo caso dalla Regione Veneto. Abbiamo detto che intenzione della Regione Veneto è sostenere le micro e piccole imprese e già questo ci dice che le medie imprese, le grandi imprese sono escluse da questa misura. Le imprese che vengono aiutate, sostenute in questa occasione con questo bando specifico operano nei settori del commercio al dettaglio, della somministrazione e dei servizi alla persona. Poi entreremo mano a mano nello specifico. È importante, la Regione sottolinea, che vuole intervenire per sostenere ed aiutare quelle imprese micro e piccole, la cui attività sia stata sospesa per effetto del DPCM, quindi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Allora, già questo ci aiuta molto e focalizziamo l'attenzione su un aspetto: imprese la cui attività sia stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo. Ricordate che questo decreto sostanzialmente ha sospeso in generale tutte le attività, ad eccezione di alcune specifiche attività la cui attività è stata comunque consentita. La Regione Veneto intende sostenere quelle attività che per effetto di questo decreto del Presidente del Consiglio la cui attività è stata sospesa. Quindi dobbiamo fare attenzione perché uno dei requisiti è proprio quello di svolgere un'attività, poi vedremo nello specifico attraverso un elenco di codici di attività che siano state sospese. Con quale finalità, con quale obiettivo? La Regione Veneto dice per favorire la ripartenza competitiva e per come dire, sostenere il fabbisogno di liquidità delle imprese. Considerato la misura del contributo, che poi vedremo andrà da 2.000 euro fino a 3.750 come massimo, diciamo che più che far ripartire in maniera competitiva gli investimenti, probabilmente qua siamo nel campo di dare una boccata di ossigeno in tema di fabbisogno di liquidità delle imprese. La dotazione, quindi il fondo che la Regione Veneto mette a disposizione, sono 20.600.000, già anticipato dalla dottoressa Bosco. Vediamo che c'è una quota di 1.600.000 che è riservata alle imprese più giovani, poi vedremo il motivo di questa cosa. La prima domanda che sorge normalmente è questa: questo fondo di 20.630.000 euro è molto, è poco, è sufficiente? Già la dottoressa Bosco ci ha detto una cosa importante: qua abbiamo una platea di imprese potenzialmente beneficiarie di questa misura di circa 135.000 in tutta la regione Veneto. Abbiamo una misura del contributo che va dai 2.000 a 3.750 euro. Un semplice calcolo matematico, diciamo che se tutte le imprese potenzialmente beneficiarie presentassero domanda, verrebbero accontentate con questo fondo circa il 4-5% di queste imprese. Poi entriamo più nello specifico, per cui per rispondere alla domanda che solitamente mi sento dire: ma sono tanti o sono pochi questo fondo? È tanto o poco?
una lettura proprio del decreto della giunta regionale, una delle premesse ci aiuta, laddove la Regione Veneto, quando approva questa misura, dice che in considerazione dell'ammontare limitato delle risorse disponibili e dell'elevato numero di potenziali beneficiari, questo già ci dà un'idea, l'attribuzione del contributo avviene con modalità automatica, e questo è molto importante, poi lo vedremo nello specifico, con la definizione di un elenco definito in ordine decrescente, cioè ci sarà, e poi vedremo nel dettaglio, ci sarà una graduatoria di imprese che beneficeranno di questa misura e di imprese che verranno escluse per esaurimento del fondo. Quant'è questo contributo? Il contributo deciso dalla Regione Veneto va da un minimo di 2.000 euro, vi dicevo, a un massimo di 3.750. Il minimo viene maggiorato, quindi 2.000 euro vengono maggiorati di un importo pari a 250 euro per ogni addetto dell'impresa che supera il numero di 2, e, come vedremo, possono presentare la domanda le imprese con un massimo di 9 addetti, per cui il massimo di contributo concedibile è di 3.750 euro. Cumulabilità. Allora, questo contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato, ad eccezione di un contributo previsto sempre nel piano della Regione Veneto, Ora Veneto, che è un bando particolare per la concessione di contributi nei luoghi storici del commercio, uscito un paio di settimane fa, probabilmente anche già chiuso come sportello, e dava dei contributi sempre a fondo perduto alle imprese registrate in un apposito elenco tenuto dalla Regione Veneto. Quindi diciamo che in linea generale chi raggiungesse questo contributo potrà cumularlo, quindi sommarlo con altri contributi a fondo perduto, altri aiuti di Stato. L'esempio più semplice che mi viene in mente è il contributo a fondo perduto erogato dallo Stato attraverso l'Agenzia delle Entrate, cosa molto, molto attuale. Quindi i contributi si possono sommare. Chi può presentare la domanda? O meglio, quali sono i soggetti potenzialmente beneficiari? Abbiamo già visto che ci sono dei requisiti da rispettare per avere, come dire, diritto a presentare la domanda e diritto al contributo. La prima cosa è che la Regione Veneto, abbiamo già visto, si rivolge a imprese micro e piccole. Ovviamente queste imprese devono avere sede operativa in Veneto alla data del 11 marzo 2020, quindi alla data di pubblicazione, di entrata in vigore del famoso DPCM Conte, che andava a sospendere molte attività. In quella data l'impresa deve avere una sede operativa in Veneto. Al momento della prenotazione, poi vedremo le varie fasi, le imprese devono essere iscritte al registro imprese e, se artigiane, all'albo delle imprese artigiane, alla data del 31/12/2019, quindi alla fine dell'anno scorso, e devono risultare attive in Camera di Commercio all'11 marzo 2020, ma anche al momento della prenotazione, ma anche al momento della presentazione della domanda. Quali sono le attività esercitate? Alla data dell'11 marzo 2020, che è poi alla data di prenotazione e alla data di invio della domanda, le imprese devono svolgere un'attività economica, e si fa riferimento esclusivamente alla TECO 2007, ma attenzione, può essere un'attività primaria o secondaria, come iscrizione in Camera di Commercio, in quei settori, in quei codici attività esclusivamente presenti nell'allegato B del bando. Tra un minuto vediamo proprio l'allegato. Quindi non tutte le attività esercitate possono chiedere il contributo, ma esclusivamente quelle che sono elencate in questo allegato B del bando, e la codifica delle attività avviene con il codice ATECO 2007. C'è un ulteriore requisito per poter aver diritto a questo contributo, che è la dimensione, e il bando dice che alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa non deve avere più di 9 addetti, e per addetti si intendono indipendenti, quindi titolari, soci e i dipendenti. Non vengono conteggiati invece i collaboratori familiari. Ulteriore requisito:
l'impresa deve dimostrare di avere un fatturato relativo all'esercizio 2018 che scaturisce dalla dichiarazione IVA oppure dal modello redditi, un fatturato non inferiore a 50.000 euro e il fatturato non può essere superiore a 500.000 euro. Quindi il requisito è avere un fatturato relativo all'esercizio 2018 che va dai 50.000 ai 500.000 euro. Questo requisito non si applica invece alle imprese più giovani, le imprese che risultano iscritte al registro delle imprese a partire dal 1° gennaio 2018. Le imprese, diciamo, che sono iscritte, attive in Camera di Commercio prima del 1° gennaio 2018 devono aver presentato la dichiarazione IVA, sempre relativa all'esercizio 2018, oppure il modello redditi. Poi il bando dice che le imprese devono essere, passatemi il termine, in salute, quindi devono essere nel pieno e libero esercizio dei diritti, non devono essere imprese in difficoltà e non devono essere in liquidazione o altre procedure concorsuali. Allora, questa tabella riassume un po' quelli che sono i requisiti e dove si può andare a verificare il possesso o meno di questi requisiti. Allora, per quanto riguarda la dimensione, ovvero essere micro o piccola impresa, si deve fare riferimento a una raccomandazione della Commissione europea. Già domani vi potrò mandare questa presentazione in formato PDF con tutti i link attivi dove poter andare a verificare queste cose, tra cui anche i requisiti. Per ora mi limito a dire che all'interno del macro settore delle piccole e medie imprese, come definite da questa raccomandazione, le microimprese, le imprese più piccole, sono quelle che occupano meno di 10 persone e hanno un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro, mentre le piccole imprese sono definite qualora occupano meno di 50 persone e hanno un fatturato inferiore a 10 milioni di euro. Poi abbiamo visto che l'impresa deve essere iscritta e attiva in Camera di Commercio, deve avere una sede operativa in Veneto e deve avere un numero di addetti, dipendenti e indipendenti, fino a 9. Dove si verificano queste cose? Ovviamente la fonte è la Camera di Commercio, quindi fa fede quello che viene riportato nella visura camerale, ovviamente aggiornata. Quali sono le attività esercitate? E vi ripeto, queste possono essere può essere attività principale, ma anche le attività secondarie. Noi dobbiamo sostanzialmente confrontare quello che è presente nella nostra visura della Camera di Commercio con l'elenco previsto dal bando nel suo allegato B. E direi che a questo punto forse è il caso di andarlo a vedere questo allegato B. Allora, vediamo se riusciamo. Ok. Allora, l'allegato B è proprio un elenco esaustivo, quindi o un codice, ripeto, di attività primaria o anche secondaria rientra in questo elenco, oppure non ci sono i requisiti. Io lo scorro molto velocemente, sapendo che se non l'avete già fatto, scaricando questo elenco anche dal sito anche nostro di Confartigianato Imprese Verona, comunque domani al più tardi lo riceverete via email, dovete semplicemente andare a individuare su una visura della Camera di Commercio della vostra impresa aggiornata se il codice attività primario o secondari o tra i secondari esiste un codice attività ricompreso in questo elenco. Sottolineiamolo ancora, queste sono attività che sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo, per cui non ci sono tutte le attività, per esempio, di commercio al dettaglio, perché se ricordate le attività di commercio al dettaglio di generi di prima necessità, per esempio generi alimentari, alimenti e bevande, non sono state sospese, per cui non troverete qua questo tipo di codice di attività. Ci sono poi altre attività di commercio al dettaglio che non sono state sospese,
Per esempio, parlando di beni di prima necessità, tutto il materiale elettrico dall'illuminazione della casa, materiale per idraulica della casa, non sono state sospese, per cui non rientrano in questo elenco. Andando poi, per esempio, sulle attività dei servizi alla persona, noi abbiamo tutte le attività sospese per effetto del DPCM, ricordando che alcune attività classificate come servizi alla persona non sono state sospese, come per esempio le pulitinto lavanderie, il cui codice attività non è presente in questo elenco dell'allegato B del bando. Conseguenza è che se si fa riferimento a quell'esclusivo codice attività non sarà possibile presentare la domanda, o meglio, la domanda si potrà sempre presentare, ma ovviamente le possibilità di ricevere il contributo sono pari a zero. Sempre nella stessa tabella, a fianco alle fonti, diciamo, dei documenti, quindi abbiamo detto per le attività esercitate l'allegato B e la visura camerale, potete trovare anche un riferimento, cioè a chi posso rivolgermi per avere un aiuto. Beh, sostanzialmente noi come sportello bandi siamo sempre a disposizione, poi alla fine vi lascerò tutti quanti i miei recapiti, ma è ovvio che se dovete fare riferimento a una verifica sulla vostra dichiarazione IVA, sul modello redditi del 2018, beh, il vostro riferimento è il consulente, il commercialista, quindi chi ha la contabilità, il servizio di contabilità presso Confartigianato Verona ha i suoi riferimenti, ha del personale a cui solitamente si rivolge e che rimane il suo punto di riferimento anche per questa verifica. Allora, vi ho portato alcune schede, alcune slide proprio come indicazione operativa, cioè alcuni esempi e alcuni suggerimenti su una lettura semplice e rapida delle visure della Camera di Commercio. Allora, intanto una precisazione importante che è uscita oggi come FAQ da parte della Regione Veneto. Se avete notato l'elenco dell'allegato B, quindi l'elenco dei codici Ateco, è un elenco di codici a 6 cifre, che quindi descrivono nel dettaglio quella che è l'attività. La Regione Veneto proprio oggi dice, attenzione perché c'è una prassi, così la chiama, per cui nella visura delle Camere di Commercio l'Ateco 2007 in alcuni casi viene riportato con codici che invece di avere 6 cifre, gli esempi qui in basso, possono avere o 3 cifre o 4 o 5. La Regione Veneto ci tranquillizza e dice guardate che saranno presi in considerazione anche le 3, 4, 5 cifre, secondo la logica per cui un codice generico ricomprenderebbe tutti i codici specifici sottostanti. Per cui, per fare un esempio pratico, chi ha sulla visura della Camera di Commercio il codice 960201 lo individua molto chiaramente e lo vedrà anche presente, ve lo dico già, sull'elenco dell'allegato B. Chi ha 960202, quindi servizi degli istituti di bellezza, stessa cosa, ma chi ha 9602 può stare tranquillo perché la Regione Veneto dice ok, è valido anche a 4 cifre perché secondo la Regione Veneto questo codice a 4 cifre generico, servizi dei parrucchieri e altri trattamenti estetici, dovrebbe ricomprendere anche gli altri due, per cui laddove trovate un codice di 4 cifre si può comunque presentare la domanda e la cosa va benissimo. Allora, la visura della Camera di Commercio, alcuni di voi avranno molta familiarità con questo tipo di documenti, altri meno. Io posso dire a tutti quanti che la visura, qualsiasi visura della Camera di Commercio riporta un indice, è una specie di suddivide diciamo, il documento in varie sezioni. Per quanto riguarda la verifica sulle attività, qua vedete un indice in cui al capitolo, chiamiamo così 5, sezione 5, c'è attività, albi e ruoli e licenze e a fianco c'è il numero di pagina della visura dove andare a ricercare questa sezione. E qua troverete uno schema, questi sono tutti esempi presi in maniera però come vedete anonima, troverete degli esempi come questi.
Allora, intanto vedrete nella sezione attività quando l'attività risulta iniziata presso la Camera di Commercio. E poi partono i famosi codici Ateco 2007. In alcuni casi ci sarà un unico codice, significa che quell'impresa avrà un'unica attività annotata in Camera di Commercio e non potrà che essere primaria. In questo caso, in alcuni esempi che seguiranno, io vi riporto degli esempi in cui le imprese hanno più codici di attività, per rimarcare che dobbiamo contemplarli, quindi verificarli tutti. Non dobbiamo fermarci all'attività principale, ma andare a verificare anche quelle secondarie. Questo è un caso emblematico, quindi un buon esempio è un'impresa che opera nel settore dell'installazione di impianti elettrici ed elettronici, quindi impiantista, che però chiama lo sportello bandi e dice: però ho visto che ho anche nelle attività secondarie il commercio al dettaglio, quindi posso partecipare a questo bando? Dobbiamo naturalmente andare a confrontare questo codice di attività del commercio al dettaglio con l'elenco presente nell'allegato che abbiamo visto prima. Sottolineato in rosso perché da una verifica abbiamo visto che il codice attività commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico non è tra i codici di attività sospesi dal DPCM 11 marzo, di conseguenza non rientra nell'allegato B di questo bando, di conseguenza questi codici di attività non rappresentano un requisito valido per ottenere questo contributo. Altro esempio abbastanza eclatante, qua siamo su un'impresa che come attività principale fa trasporto merci su strada, attività non sospesa per il DPCM, molto lontana dal commercio, quindi uno si aspetterebbe che non può presentare la domanda, però poi vediamo che l'impresa, la stessa impresa, fa anche noleggio di gru e altre attrezzature che operano sui cantieri, l'impresa stessa opera sui cantieri in ambito di costruzioni e, guarda caso, oltre al noleggio, commercializza, quindi vende all'ingrosso e al dettaglio altri autoveicoli, quindi potrebbe vendere e commercializzare i veicoli che mette anche a noleggio. Andando a verificare, questo codice di attività, ancorché secondario e probabilmente molto marginale rispetto all'attività principale di trasporto merci su strada e noleggio di gru, questo codice di attività, poiché presente nella visura della Camera di Commercio, rappresenta un requisito per poter chiedere il contributo. Altro dato importante, abbiamo detto che bisogna fare attenzione al numero degli addetti, perché possono avere il contributo solamente le imprese che occupano fino a 9 addetti compresi. Per addetti si fa riferimento esclusivamente a un valore che è riportato sempre nella visura della Camera di Commercio e qua vi rappresento con un esempio una parte di una visura della Camera di Commercio un po' vecchia del 2018, ma giusto per farvi capire cosa troverete sulla vostra visura. Intanto il numero di addetti non è un dato che viene fornito dall'impresa, ok? Non viene comunicato dall'impresa, ma la Camera di Commercio arriva a questi dati traendoli direttamente dall'INPS. In questo caso vedete che l'anno è suddiviso in 4 trimestri. Per ogni trimestre la Camera di Commercio andrà a pescare dalla banca dati INPS questi dati e poi riporterà nell'ultima colonna un valore medio annuale. Allora fate conto che questo sia 2019 e che qua siano presenti i dati del terzo e del quarto trimestre. Non dovete concentrarvi sui singoli trimestri, ma l'unico dato a cui dobbiamo riferirci come dimensione dell'impresa è l'ultima colonna, quindi il valore medio dell'anno 2019. In questo caso, nell'esempio, 10 è superiore a 9, quindi non si può avere il beneficio e il contributo. Adesso andiamo a illustrare come avviene la presentazione della domanda, cioè quali sono le fasi per presentare la domanda. Innanzitutto una cosa, la procedura è automatica,
e viene presentata la domanda esclusivamente per via telematica. Via telematica significa che faremo tutto online su siti internet messi a disposizione dalla Regione, quindi non esistono altre forme di presentazione della domanda, non esistono PEC, non esistono raccomandate con avviso di ricevimento. L'unico mezzo, l'unico canale è telematico. Procedura automatica, cosa significa? Significa che una volta che viene presentata la prenotazione del contributo, la Regione Veneto in automatico andrà a pescare i dati delle singole imprese che hanno presentato la richiesta di prenotazione presso la Camera di Commercio e presso l'Agenzia delle Entrate e andrà a prendere quei dati che servono per costruire, passatemi il termine, la graduatoria, ovvero l'attività esercitata, l'anno, la data in cui è stata esercitata l'attività in cui è attiva l'impresa, tutti i dati che derivano dalla Camera di Commercio, la dimensione dell'impresa, dipendenti e indipendenti, dato pescato dalla Camera di Commercio, e poi ovviamente attività svolta, dato che viene preso dalla Camera di Commercio, e esercizio 2018, quindi fatturato preso dall'Agenzia delle Entrate. Come vedete, a chi presenta la domanda non vengono richiesti questi dati, per cui la Regione Veneto, sulla base dell'identificazione dell'impresa che presenta la domanda, e poi vedremo come in sede di prenotazione, andrà a fare un calcolo automatico, è pura matematica, è un algoritmo e quindi la Regione Veneto non interviene in nessun modo con nessun tipo di valutazione di tipo soggettivo. Questo lo dico sottolineando un aspetto. Diversamente da tutti i bandi che siamo abituati a conoscere e che normalmente in situazione normale vengono utilizzate da enti pubblici per sostenere dei progetti di investimento, in questo caso la Regione Veneto non intende sostenere progetti di investimento, cioè spese per ipotesi ed esempi, digitalizzare l'impresa, partecipare a fiere, innovare dal punto di vista tecnologico. No, alla Regione Veneto, considerata la finalità che è quella di sostenere quello che abbiamo visto, il problema di liquidità, non andrà assolutamente a sindacare su le attività svolte dalle imprese, se non come requisito per poter accedere, ma non ci sarà nessuna valutazione su nessun tipo di progetto. Questo significa, lo vedremo a breve, che la prenotazione e l'invio della domanda sarà molto molto semplice, i dati da inserire saranno veramente pochi. L'invio della domanda si esaurisce in 3 singole fasi, ognuna con un lasso temporale, un periodo temporale da rispettare. E adesso li vediamo nel dettaglio. La prima fase è quella della prenotazione, quindi le imprese inviano una richiesta di prenotazione del contributo. Sulla base dei dati che la Regione Veneto andrà a pescare, vi dicevo, dalla banca dati della Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate, la Regione farà, chiederei se possibile a chi ha il microfono aperto di disattivare il microfono, si sentono dei rumori di fondo, grazie mille. Vi dicevo, la Regione Veneto sulla base di questi parametri creerà un elenco che sarà la famosa graduatoria e questa andrà a esaurimento, cioè fino a un certo punto della graduatoria le imprese saranno considerate ammesse e quindi avranno la possibilità di presentare la domanda, ultima fase. Ci sarà un ulteriore numero di imprese, circa 600, che saranno sospese in attesa di vedere se tutti poi presenteranno effettivamente la domanda di contributo e ci saranno imprese che saranno considerate escluse dalla possibilità di inviare la domanda di contributo. Per cui, come sottolineava all'inizio la dottoressa Bosco, ci saranno imprese contente e imprese meno contente, per usare un eufemismo. Vediamo nel particolare le 3 fasi. Come si prenota il contributo?
Allora, le imprese interessate, e qua apro e chiudo velocissimamente una parentesi, la verifica dei requisiti che abbiamo visto prima è una verifica che possiamo fare noi, intendo noi singole imprese, anche come curiosità per sapere, passatemi il termine, se andrà bene o andrà male, se ci sono possibilità o se non ci sono possibilità di avere questo contributo. Ma il consiglio, in qualsiasi caso di dubbio, non sono sicuro, non sono certo di avere tutti i requisiti, eccetera, voi la prenotazione mandatela, perché adesso vediamo, è semplicissimo farlo e non ha nessun costo, quindi assolutamente non c'è neanche il costo di €1 per inviare la prenotazione. Come fare l'invio della prenotazione? La richiesta di prenotazione andrà fatta, abbiamo detto, su uno sportello informatico, quindi la modalità telematica. Qui vi riporto il link alla pagina messa a disposizione della Regione Veneto su internet per presentare la domanda, il che significa che dal 2 luglio, anzi meglio dalle ore 10 del 2 luglio fino alle ore 16 del 14 luglio, c'è la possibilità, andando su questa pagina, di inviare la richiesta di prenotazione. Allora, una cosa molto importante che questa sera sottolineerò più volte, non è assolutamente necessario fare le corse, non c'è nessuna fretta. Non è un click day, quindi l'ordine cronologico di presentazione delle richieste non ha nessuna conseguenza per sulla formazione della graduatoria. Intendiamo con questo che chi invia la richiesta di prenotazione alle ore 10 e un secondo del 2 luglio avrà la stessa possibilità di avere il contributo di chi invia alle ore 15:59 minuti e 59 secondi del 14 luglio 2020. Discorso diverso è chi invia prima e chi invia dopo queste date e questi orari, allora sarà automaticamente escluso. Per cui sangue freddo, nessuna fretta di inviare la domanda. Se ci sono dei dubbi, delle cose da chiarire, c'è tutto il tempo per farlo e quindi inviare poi la prenotazione in tutta calma e con maggiore sicurezza. Cosa succederà dopo che abbiamo inviato la prenotazione? Succederà che la Regione Veneto ci chiederà di confermare la prenotazione, poi vedremo nel dettaglio, e la conferma della prenotazione, un passaggio anche questo molto molto semplice, intuitivo e veloce, sempre su modalità telematica. La conferma della prenotazione deve essere inviata non oltre le ore 16 del 16 luglio. Le istruzioni arriveranno tramite PEC, quindi arriveranno sulla casella PEC che avete registrato presso il registro imprese della Camera di Commercio. Questa è una cosa molto importante. La prima verifica, secondo me, che va fatta è quale indirizzo di posta PEC, posta certificata, è registrata presso il registro imprese della Camera di Commercio. C'è innanzitutto questa PEC registrata in Camera di Commercio? Verifichiamo prima di tutto questo. Poi verifichiamo che sia funzionante, aggiornata, perché ripeto, se la Regione Veneto invia le istruzioni per completare la procedura di domanda di contributo a una PEC che non funziona, anche banalmente perché non è stata aggiornata, perché è troppo piena, quindi non riesce più a ricevere nessun tipo di contenuto e di messaggio, tutto viene vanificato. Quindi attenzione a verificare la PEC che avete registrato in Camera di Commercio. In cosa consiste la prenotazione? La richiesta di prenotazione consiste semplicemente nell'inserimento del codice fiscale dell'impresa e del codice fiscale del titolare legale rappresentante. Nient'altro vi viene chiesto. Quindi vedete, la procedura è estremamente semplice e veloce. Nel concreto come si fa? Allora, nella pagina internet di prenotazione, io qua vi ho messo il link, attualmente contiene delle informazioni, se volete andare a vedere anche domani mattina, ma non c'è ancora ovviamente la possibilità di inviare la richiesta perché lo sportello attualmente è chiuso e aprirà il 2, quindi il 2 di luglio alle ore 10. Abbiamo detto, ci sarà una stringa per inserire il codice fiscale dell'impresa
e una per inserire il codice fiscale del titolare o del legale rappresentante. Uno sforzo ulteriore sarà quello di prendere visione dell'informativa privacy e quindi mettere la spunta sulla casella privacy e poi una spunta sulla casella non sono un robot, quindi sono una persona che sta facendo questa pratica. Questo è per evitare automatismi dal punto di vista informatico. E poi si clicca invio, quindi si inserisce il codice fiscale, si flagga la casella relativa alla privacy e si flagga la casella relativa a sono una persona, non un robot. A questo punto premiamo invio e compare una pagina, quindi si viene indirizzati su un'ulteriore pagina dove ci sono i dettagli della nostra prenotazione. Quindi è un riepilogo. I dettagli della prenotazione contengono un codice univoco di prenotazione, quindi mi raccomando, conserviamo, stampiamo o salviamo i contenuti di questa pagina, perché se ci fossero dei problemi di tipo informatico ci chiederanno, il call center ci chiederà il codice univoco di prenotazione. Poi possiamo chiudere la finestra del browser, quindi non ci sarà un tasto con scritto chiudi, ma chiudiamo il browser. Siamo a posto? Non ancora, un ulteriore passaggio. Abbiamo inviato il nostro codice fiscale, nostro personale e nostro inteso come impresa. A quel punto ci attendiamo da parte della Regione Veneto una PEC, un messaggio tramite PEC, e quindi torniamo al discorso di prima, verifichiamo che la PEC sia a posto, funzionante, corretta e attiva, con cui la Regione Veneto ci dice: abbiamo ricevuto la vostra richiesta di prenotazione, adesso vi chiediamo di confermare questa prenotazione. Quindi ci sarà su questa PEC le istruzioni su come confermare la prenotazione e andiamo a vedere. Conferma quindi della prenotazione. Abbiamo fatto l'invio della nostra richiesta di prenotazione, riceviamo la PEC perché la nostra PEC funziona, è tutto in ordine, e su questo messaggio di richiesta conferma da parte della Regione Veneto noi troveremo un ulteriore link, quindi cliccabile, ok? E un codice di conferma. Cosa dobbiamo fare? Cliccare sul link, veniamo indirizzati su un'ulteriore pagina dove ci chiederanno di inserire il codice di conferma che è presente nel testo della PEC. Quindi il sistema restituisce in automatico un avviso, una ricevuta di conferma della prenotazione. A questo punto possiamo dire che abbiamo effettivamente prenotato il contributo. Quindi il passaggio è: inviamo la richiesta di prenotazione tramite i nostri codici fiscali, attendiamo la PEC della Regione Veneto, su questa PEC troveremo un link, clicchiamo, andiamo su una pagina dove inseriamo il codice di conferma, è un codice diverso per ciascuno, che troviamo nel testo della PEC. È un po', naturalmente è un modo per verificare che effettivamente chi ha inviato la richiesta di prenotazione sia effettivamente l'impresa, ok? Perché come vedete il sistema consentirebbe anche a persone che hanno voglia di scherzare di andare su una pagina della Regione Veneto e inserire i codici fiscali di chiunque, ok? Però la PEC ovviamente è controllata esclusivamente dal titolare della PEC, quindi dai titolari dell'impresa. Quindi attraverso questa modalità la Regione Veneto si accerta che effettivamente sia stata l'impresa detentrice titolare di questa PEC a inviare la richiesta di prenotazione. Può succedere che ci si trovi a inviare più richieste di prenotazione perché ho sbagliato il codice fiscale, perché non sono sicuro, quasi quasi la rimando. Cosa succede? Succede che la Regione Veneto, anzi il bando lo prevede, terrà conto esclusivamente dell'ultima richiesta confermata tramite questo codice di conferma. Quindi può capitare, se ci sono degli errori, di fare più volte la prenotazione, di avere diversi codici di conferma, fa fede ai fini del contributo solamente l'ultima richiesta confermata. Dovete portare pazienza, ma su questa cosa della PEC, come vedete, sto prestando molta attenzione e sottolineo più volte. Fate molta attenzione alla PEC che avete registrato presso il registro imprese della Camera di Commercio.
Sappiamo che la PEC è obbligatoria per le società, ma anche per le ditte individuali, i lavoratori autonomi, a tutti quelli che sono iscritti in Camera di Commercio come impresa. Quindi la PEC ci deve essere, ovviamente, e per quanto riguarda l'obbligo in Camera di Commercio, questo se non c'è, stiamo parlando di sanzioni, ma quello che mi interessa sottolineare ovviamente questa sera è che se la PEC non c'è, oppure non è corretta, oppure per qualsiasi motivo non funziona e non è attiva, non avrete la possibilità di completare la richiesta di prenotazione e quindi verrete automaticamente esclusi dalla procedura, dal concorso per l'erogazione di questo contributo. Qual è il riferimento? Se ci sono problemi da verificare, da correggere, il riferimento per la PEC è il registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Allora, ci sono delle modalità anche telematiche, automatiche per andare a come dire, verificare, correggere, inserire la PEC. In questo caso il suggerimento che vi do è quello di chiedere ai vostri consulenti commercialisti di fare da intermediari, perché magari hanno dei canali, hanno più confidenza con gli strumenti per fare questo tipo di operazioni. Verificatelo subito, questa sera stessa, domani mattina al più tardi, verificate che la PEC sia a posto, perché se ci fosse da intervenire abbiamo detto fino al 14 luglio, non di più, per sistemare la cosa. Altra piccola osservazione che riguarda le modalità proprio operative per inserire la prenotazione. Abbiamo detto codice fiscale della persona titolare o legale rappresentante della società e codice fiscale dell'impresa. Benissimo, allora qua vedete un esempio, questa è una parte, una sezione della visura camerale. Ho ovviamente cancellato i riferimenti dell'impresa, però vedete che già subito nella prima pagina della visura ci dice qual è l'indirizzo PEC registrato in Camera di Commercio. Questo è finto, è ovvio. pecditta@tcertifica.it. Verificate che questo sia effettivamente la PEC che voi utilizzate, che funziona, che è attiva. Poi, vabbè, in questo caso è una società in cui vedete che il codice fiscale dell'impresa, della società, è la partita IVA e corrispondono, ok? Per cui laddove vi chiede di inserire, stiamo parlando di una società, il codice fiscale dell'impresa, andate ovviamente se volete verificare fino in fondo sulla visura della Camera di Commercio, codice fiscale, numero di iscrizione al registro imprese, vedrete che per le società è la partita IVA. Per le ditte individuali invece qua ci sarà il codice fiscale persona del titolare di ditta individuale, quindi in caso di ditta individuale il codice fiscale proprio corrisponderà al codice fiscale della persona titolare. Altra considerazione, in caso di società, la visura della Camera di Commercio riporta i dati di tutti i soci e delle qualifiche, quindi per ogni socio ci sarà anche la qualifica a fianco per vedere la carica e quindi il ruolo che ha all'interno della società. In una società, in questo caso società di persone, vedete 3 soci, 3 persone che sono socie, solamente 2 di questi hanno la rappresentanza dell'impresa, quindi sono legali rappresentanti di questa impresa e quindi il codice fiscale persona sarà quella, nel nostro caso, nel nostro esempio, di Mario Rossi o Paolo Rossi. Ok? Non inserite il codice fiscale di un socio che non gode della rappresentanza legale dell'impresa. Okay? In alcuni casi vedrete che in società di persone ci sarà un solo socio legale rappresentante. Laddove c'è un solo socio legale rappresentante, ovviamente il codice fiscale persona sarà di quella persona legale rappresentante. Nel caso di più soci, se ci sono più soci che hanno la rappresentanza legale dell'impresa, indifferentemente si può inserire o uno o l'altro. Nel caso di ditta individuale, codice fiscale dell'impresa iscritta al registro imprese corrisponderà al codice fiscale della persona legale titolare. Quindi si inserirà 2 volte lo stesso codice fiscale. Abbiamo visto che abbiamo inviato la nostra prenotazione. Ora la Camera di Commercio
sulla base di un algoritmo, quindi di un automatismo, farà un calcolo tra i parametri che consentono di costruire questa graduatoria. I parametri fondamentali sono questi: numero di addetti, quindi dimensione dell'impresa, e fatturato dell'impresa esercizio 2018. Questi sono i due parametri sulla base dei quali la Camera di Commercio stilerà, quindi pubblicherà la graduatoria delle imprese iscritte a registro imprese prima del 1° gennaio 2018. Secondo quale logica? Secondo una logica che va a premiare le imprese che hanno più addetti e un fatturato inferiore. Per intenderci, due imprese che hanno lo stesso numero di addetti, facciamo l'esempio, due imprese che hanno 9 addetti, indipendenti e dipendenti, chi sarà posizionato in posizione migliore rispetto alla graduatoria? L'impresa che ha il fatturato inferiore. Viceversa, tra due imprese che hanno fatturato uguale, facciamo l'esempio opposto, fatturato di 50.000 euro, due imprese con fatturato 50.000 euro, chi sarà premiato nella graduatoria? L'impresa che ha un maggior numero di addetti. Okay. Questa è la logica che sta alla base dell'algoritmo, è un calcolo matematico e quindi nessun tipo di valutazione su bontà di progetti da parte della Regione Veneto. Abbiamo visto però che ci sono delle imprese che risultano iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio dopo il primo, o a partire meglio dal 1° gennaio 2018. In questo caso non andrà la Regione a verificare il fatturato, per cui l'unico criterio per la determinazione di questo secondo elenco è quello della dimensione. Quindi l'ordine è decrescente, più è sulla base del numero di addetti, per cui in questo caso non incide il fatturato, ma avrà priorità l'impresa che ha un maggior numero di addetti, ripeto, fino a 9. Ci saranno a questo punto due elenchi, giusto? E questo risponde a quell'osservazione che abbiamo fatto all'inizio. Se ricordate, c'è una parte del fondo, una riserva di 1.600.000 euro che viene destinata esclusivamente a queste imprese più recenti, quindi iscritte e attive dal 1° gennaio 2018. Bene, i due elenchi provvisori verranno pubblicati, quindi resi pubblici da parte della Regione Veneto sul sito della Regione Veneto, che poi vi indicherò. La pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto rappresenta proprio la pubblicità ufficiale, quindi non riceverete nessuna PEC che vi dice complimenti, siete entrati nella graduatoria in posizione utile, oppure ci dispiace, non siete entrati in posizione utile. L'unico modo per verificare sarà andare a vedere sulla pagina internet della Regione Veneto la pubblicazione delle graduatorie. Bene, la Regione Veneto ha predisposto le graduatorie, le ha pubblicate. A questo punto alcuni di voi, e il mio augurio più sincero è che tutti quanti, ma sappiamo che non sarà possibile, comunque alcuni di voi saranno in posizione utile, e questo significa che potranno accedere alla terza fase, che è quello dell'invio della domanda vera e propria. Questa fase, questo sportello, sarà aperto dall'11 di agosto, dalle ore 10 dell'11 agosto, quindi buon Ferragosto, fino alle ore 15 del 2 settembre. Anche qua non siamo nell'ambito del click day, quindi inviare per primi o inviare per ultimi, ma comunque entro le 15 del 2 settembre, non cambia assolutamente nulla. In cosa consiste l'invio della domanda? Allora, la Regione Veneto vi invierà, ma solamente a chi è entrato in graduatoria in posizione utile, non agli altri, invierà una PEC, non lo dico più, ok? Ma sapete già che dovete controllarla, vi invierà una PEC con un nuovo link e un PIN, quindi un codice segreto. Questo PIN identifica quindi a quel codice alfanumerico, non sappiamo ancora come sarà, ma quel PIN, quel codice,
identifica la vostra domanda. Ok? Per cui si tratterà di linkare, quindi accedere a questa pagina, inserire il PIN e poi seguire le istruzioni. Attualmente non ci sono ancora queste istruzioni, però una cortesia, chi ha il microfono aperto, per cortesia se può spegnere il microfono, grazie mille. Allora, un altro fatto molto importante, l'invio della domanda rappresenterà l'invio di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, atto di notorietà, e quindi sapete bene che c'è una responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni false mendaci. Altra considerazione, la domanda dovrà essere presentata con una marca da bollo. Ovvio che, essendo una pratica telematica, non si può appiccicare una marca da bollo da nessuna parte. La marca da bollo andrà semplicemente indicata, perché ogni marca da bollo ha un numero che la identifica, un numero seriale e una data. Okay? Quindi il sistema informatico vi chiederà di inserire questi dati, il codice identificativo della marca da bollo e la data presente sulla marca da bollo. Oppure, in alternativa alla marca da bollo, sarà possibile pagare i 16 euro dell'imposta di bollo con l'F23. In questo caso ci sarà la possibilità di indicare il numero identificativo dell'F23. Quindi vedete che è stato, diciamo, gratuito, completamente gratuito fino alla prenotazione. In caso di posizionamento utile in graduatoria e quindi della possibilità di inviare la domanda, il costo di invio della domanda, ma a questo punto insomma, siete in una botte di ferro, è di 16 euro, okay? Che è l'imposta di bollo. Quanto passerà poi per vedere il contributo? Allora, intanto vi dico che il bando prevede per l'istruttoria, quindi per la verifica di tutti i dati che arrivano come domande, 120 giorni, a partire dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande a settembre. Il bando ci dice che l'erogazione del sostegno, quindi il contributo, verrà erogato in un'unica soluzione, quindi sono 2.000 o 3.750, quello che sta in mezzo, in un'unica soluzione, non ci sarà nessun anticipo, ma tutto a saldo. Poi, una cosa molto importante, AVEPA, che è l'organismo della Regione Veneto che ha il compito di istruire le domande, quindi di verificare le domande, nel rispetto nell'ordine cronologico di ricezione delle domande e dei tempi necessari per l'istruttoria, potrà procedere alla concessione dei contributi in modo frazionato. Questo significa cosa? Che è vero che non c'è nessuna differenza tra mandare la domanda il primo giorno utile, anzi il primo secondo utile o l'ultimo secondo utile, però chi manda la domanda prima probabilmente riceverà il contributo prima degli altri. Okay? Allora, io vado velocemente a concludere dicendovi che a chi è entrato, diciamo, nella sala virtuale di questa sera, indicando il proprio indirizzo email, domani mattina invierò questa presentazione in formato PDF, in modo che se qualcosa è sfuggito, sono andato troppo veloce, non mi è chiaro quel passaggio, non mi ricordo che cosa ha detto, potete tranquillamente leggerlo con calma. E ripeto, calma e sangue freddo, perché non è necessario inviare la prenotazione il primo giorno utile, quindi dopodomani, calma, verifichiamo tutto per bene prima. Nella presentazione che vedete ci sono anche dei link attivi, tra cui una scheda di sintesi che riporta in maniera sintetica i contenuti del bando. Avrete la possibilità di leggere il bando nella sua completezza, il bando ufficiale, scaricare il famoso allegato B con l'elenco dei codici Ateco e accedere a una pagina della Regione Veneto dove ci sono anche le FAQ. Quindi come la Regione Veneto ha pubblicato oggi per la prima volta alcune FAQ con un'accortezza, un'indicazione. Quello che io vi metterò a disposizione è quello aggiornato alla data odierna, che è il 29 di giugno. Ma probabilmente nei prossimi giorni si aggiungeranno altre domande ed altre risposte. Vi metterò il link dove andare a recuperare, diciamo, il modo per accedere alle FAQ aggiornate.
periodicamente. Allora, io intanto, prima di passare a verificare se sono arrivate delle richieste, delle domande particolari, vi dico una cosa importante. Che cosa farà Confartigianato Imprese Verona per i propri soci su questo bando? Allora, abbiamo ritenuto di fare assolutamente informazione e l'abbiamo fatto già dalla settimana scorsa perché i soci hanno ricevuto l'email con tutte le informazioni, il bando e tutti gli allegati. La serata informativa di oggi serve anche ad approfondire questo tipo di informazioni. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo di assistenza, chiarimenti, domande, e qua vi riporto i miei recapiti, l'indirizzo email che trovate in tutte le pagine delle slide, il mio numero di cellulare su cui mi potete chiamare ovviamente già a partire da domani, diciamo in orario di ufficio, ma vi pregherei la cortesia di concentrare le richieste di intervento su questo bando dalle 10 alle 12 di ogni giorno, perché ovviamente il mio ufficio non si occupa solamente di questo bando, quindi anche per semplificare insomma la risposta, rendere veloce la risposta, abbiamo deciso di dedicare proprio 2 ore esclusivamente al giorno, esclusivamente a questo tipo di assistenza. Non faremo, e magari non lo so, probabilmente rispondo già a qualche domanda di tipo operativo tecnico, non faremo per conto delle imprese l'invio della domanda. Per 2 motivi sostanzialmente. Il primo è che il bando non prevede nessun tipo di delega. Avete notato che a differenza di altri bandi non è prevista la figura dell'intermediario né del delegato, quindi non è possibile delegare attraverso nessun tipo di procura un soggetto diverso dall'impresa interessata al bando. Di contro abbiamo visto, e spero che sia arrivato il messaggio in maniera molto chiaro, il bando, la prenotazione e la domanda sono estremamente semplici. Avete visto, no? La prenotazione consiste sostanzialmente nell'inserimento del codice fiscale dell'impresa e del titolare o legale rappresentante. Punto. Poi si tratterà di confermare, seguendo le istruzioni che ci manda la regione, quindi confermare la prenotazione. Vi daremo notizie ovviamente della pubblicazione delle graduatorie. Qualora le vostre imprese risultassero in posizione utile, l'invio della domanda sarà altrettanto semplice perché la Regione Veneto vi invierà via PEC il PIN che identifica la vostra domanda. Non dovrete fare altro che inserire il PIN, rispondere a qualche campo di inserimento, informazioni e fare invio. L'importante, ripeto, è il rispetto dei tempi di apertura e chiusura degli sportelli e non avere fretta, non cercate di inviare la domanda, la prenotazione e la domanda prima di tutti, perché non dà nessun tipo di privilegio. Allora, vediamo se riesco, visto che abbiamo ancora qualche minuto, insomma, per chi ha pazienza, ad andare a vedere. Allora, se è arrivata qualche... Non mi risulta arrivata nessun tipo di richiesta di email, per cui o il bando è molto chiaro e quindi non ritenete di aver bisogno di nessun tipo per ora di chiarimento, oppure come dire, la procedura per chiedere chiarimenti è ritenuta un po' troppo complicata. A questo punto io direi, per chi ha volontà, abbiamo sforato di qualche minuto, ma se qualcuno desidera pormi delle domande tramite microfono, non fa altro che attivare il suo microfono e io rimango in ascolto, molto volentieri. Signor Ragno, buonasera. Buonasera. Ecco, un'informazione per quanto riguarda le ditte che hanno il codice Ateco come secondo. Mi sente? Attività secondaria, sì, attività secondaria. Come si eccetera. regola per il volume d'affari?
Ah beh, il volume d'affari è il fatturato dell'impresa, alla regione non interessa assolutamente se, come dire, quanto del fatturato deriva da un'attività piuttosto che dall'altra. Quindi alla Regione Veneto interessa il fatturato complessivo dell'impresa relativamente all'esercizio 2018. Non interessa sapere quanto di questo fatturato deriva da un'attività secondaria piuttosto che principale. Tornando all'esempio, non so se ricordate, l'esempio che vi ho fatto prima, di un'attività, di un'impresa la cui attività principale è sostanzialmente quella di trasporto merci e noleggio di gru, ok? E visto che le noleggia ha pensato bene di affiancare a questo tipo di attività anche la vendita di questo tipo di veicoli. È ovvio che il fatturato che deriva dal noleggio di questi veicoli sarà molto, ma molto marginale rispetto al fatturato complessivo, ma alla Regione Veneto non interessa questa cosa. Okay. Il fatturato è quello complessivo dell'impresa. E allora questo è a discapito perché non verrà presa in considerazione allora, perché si andranno a superare i 500.000 euro. Allora lì dipende, ogni impresa ha un fatturato diverso ovviamente, quindi sì, per rispondere alla sua domanda, allora se ho capito bene, un'impresa che ha più codici di attività, il cui fatturato complessivamente supera i 500.000 euro, ok, Sì? può fare la domanda, come dire, facendo riferimento a una parte del fatturato che deriva da quel codice attività secondario? La risposta è: la domanda la può fare, ma la Regione Veneto la boccerà. Ve lo dico subito perché i dati, la Regione Veneto li pesca dall'Agenzia delle Entrate e è un dato, come dire, complessivo, il fatturato dell'esercizio, non della singola attività. Ok, allora questo è già un limite. È un limite, sì. Insomma, ogni bando ha dei limiti. In questo caso il limite è in basso, ci sono alcune imprese che non potranno, come dire, beneficiare di questo contributo perché hanno un fatturato inferiore a 50.000 euro, ok? Ci sono imprese che invece verranno escluse per il motivo inverso. Ci sono imprese che verranno escluse perché hanno il fatturato a posto, ma che ne so, hanno 10, risultano 10 addetti, ok? Quindi superiore a 9. Ogni bando ha dei limiti e l'attività che va fatta bene in questo periodo è proprio quella di verifica dei requisiti. Grazie. Maurizio, una considerazione. Dica. La prenotazione inviatela comunque. Ok? Va bene, grazie. Sì, 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 te voglio dire, avete visto, è semplicissimo, non costa assolutamente niente, inviate, fugate qualsiasi dubbio, l'impresa invii tranquillamente la prenotazione. Sarà la Regione Veneto poi a fare tramite il suo algoritmo tutte quante le verifiche e la graduatoria in base a questo automatismo, voi la domanda inviatela. Grazie del consiglio. Di nulla, altri interventi? Sì, buonasera, Buonasera, con chi parlo? con Antonina Uno alla volta. Cardaci. Allora, Antonina e poi Garmilli. Prego, Antonina. Allora, volevo chiederle un chiarimento per quanto riguarda il numero minimo di addetti per Sì? accedere al requisito del bando. Sì? Allora, da quello che ho capito, il numero minimo sono 2 addetti, No, 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 ma no, ha fatto bene a fare la no. domanda, allora mi sono spiegato male. Allora, il numero minimo è 1, ok? Ah, ok, Quindi anche un lavoratore autonomo, lavoratrice autonoma può presentare la domanda. Il 2 è collegato a quella maggiorazione di 250 euro sul contributo minimo che viene data a partire dal terzo. Okay? ok. Quindi fino a 2 addetti, quindi 1 e 2 addetti, si può tranquillamente presentare la domanda, il contributo non potrà essere superiore a 2.000 euro. Ok, va bene, quindi oltre al titolare, anche se si ha un dipendente, comunque la domanda rispetta i requisiti del bando.
Assolutamente sì, come dimensione dell'impresa. Allora, Sì, per sì, quanto riguarda la dimensione e il numero di addetti, l'unico limite è in alto, cioè superiore a 9, è un ok. ostacolo. Sì, sì, Ok, da intendevo 1 a comunque per 9. quanto riguarda. Ok, va Sì, sì, bene, no, grazie mille. no, grazie a lei perché insomma ha dato modo di chiarire un aspetto molto No, ma importante. magari avevo io compreso male il messaggio, per questo ho fatto la domanda. Ha fatto benissimo, siamo qui per questo, per dire, Grazie eh, mille. grazie a lei. Garmilli mi sembra, Sì, no, niente, un eccoci qua. chiarimento, un chiarimento. La domanda la facciamo noi, cioè titolari, Sì, collegandosi a quel sito lì cdbandi.regione.veneto.it, eccetera, eccetera, giusto? sì, allora quel link rimanda alla pagina che conterrà anche le istruzioni per fare l'invio. Ovviamente fino alle ore 10 del 2 luglio quella pagina non funzionerà per fare l'invio. Ok? Certo, certo. Per ora, se volete già vedere questa sera, domani, vedete che riporta una serie di informazioni, di link alle FAQ, ai documenti del bando, però fino al 2 luglio non riporterà come dire, i campi per poter fare l'invio, il link per poter Ok, fare l'invio. va bene, grazie Paolo. Prego. Simone, Sì, scusi. Buonasera Paolo. Una domanda in merito al codice Ateco presente in visura. Allora, l'attività principale è un albergo, l'attività secondaria è il bar che è presente all'interno dell'albergo stesso. Mi chiedo se è possibile comunque presentare la domanda nonostante l'albergo sia appunto un'attività di quelle che erano diciamo, non erano state imposta la chiusura nel DPCM dell'11 marzo, però il bar presente all'interno dell'albergo diciamo, era stata imposta la chiusura. Questo volevo un certo. attimo. Sì, è possibile perché il bando precisa che per codice di attività si deve intendere non solo l'attività principale, ma anche una o più attività secondarie. Nel suo caso, Simone, l'attività di bar è un'attività secondaria. Il codice riportato sulla visura della Camera di Commercio sarà come bar, somministrazione di alimenti e bevande, sarà sicuramente ricompreso nell'elenco dell'allegato B. Quindi sì, per rispondere alla sua domanda, anche come attività secondaria si può presentare la domanda. Ok, grazie. Posso fare un'altra domanda, se possibile? Certo? Dunque, nel caso in cui capiti, perché c'è anche questo caso, che la visura della Camera di Commercio non sia allineata con i dati relativi alle attività svolte presenti nel cassetto fiscale dell'Agenzia Entrate e nella visura camerale non c'è il codice Ateco dell'attività secondaria, ma c'è soltanto la scritta ed è un problema che capita. C'è un disallineamento tra i dati che ha la Camera di Commercio e quelli comunicati all'Agenzia delle Entrate. Come diciamo, la Regione Veneto farà in modo per verificare e appunto cercare di capire che l'attività secondaria è svolta, c'è nell'Agenzia delle Entrate, però per un disallineamento appunto di questi dati nella visura camerale c'è solo la scritta bar ad esempio, però manca il codice Ateco. Allora, in questo caso qua, Simone, io credo che la Regione Veneto non farà una piega, nel senso non interverrà in nessun modo per risolvere questa cosa. Per cui il consiglio è questo, senta il suo consulente commercialista, verifichi il motivo per cui c'è questo disallineamento e verificate se è possibile ripristinare una correzione prima dell'invio della prenotazione.
Questo lo dico a prescindere, quindi anche andando oltre a questo specifico bando. È sempre più importante, anche come vedete in termini di opportunità, la fotografia dell'impresa presso la Camera di Commercio. Quindi, ripeto, a prescindere da questo bando, è sempre più importante andare a verificare come l'impresa è rappresentata in Camera di Commercio e rimediare laddove ci sono delle cose che devono essere rimediate. Potrebbe essere, però, dico, non mi occupo di queste cose, di pratiche presso la Camera di Commercio, potrebbe essere una cosa risolvibile in poco tempo, oppure una cosa che richiede più tempo e più costi. Non so che tipo di pratica, di denuncia sia da fare. Sentite subito domani mattina il commercialista per sincerarvi su come rimediare a questa cosa. Il consiglio, ripeto, va oltre lo specifico bando. È sempre più importante avere in Camera di Commercio una fotografia precisa dell'impresa. Ho capito, grazie. Qualche idea ce l'eravamo già fatta chiedendo al commercialista, nel senso che ci ha risposto tramite anche l'aiuto della Camera di Commercio che va fatta una pratica che appunto cerca di riallineare i dati e quindi andrà a inserire anche quel codice Ateco. Il problema, l'unica cosa, se viene presentata adesso, incide diciamo, nei termini e nei requisiti che appunto richiede il bando della regione, nel senso la presento domani insieme al commercialista, avrò comunque diritto a poter rientrare nel bando oppure no, perché questa pratica di riallineamento, chiamiamola così, l'ho presentata diciamo sotto data e di conseguenza non rientra nelle date che hanno indicato nel bando, nel senso si parlava di quell'11 marzo per tutti i requisiti. Ecco. Sto andando proprio a recuperare quella slide, vediamo se ce la faccio al volo. Allora, torno sulla premessa di prima e vedo intanto se riesco a condividere la schermata nuovamente. Eccola qua. Allora, spostiamo questo. Eccoci qua, spero che vediamo se si carica qua. Allora, attività esercitate alla data dell'11 marzo 2020, alla data di prenotazione e alla data di domanda. Allora, la data di prenotazione abbiamo visto è futuro, ok, dal 2 luglio fino al 14 luglio, la data di domanda ovviamente anch'essa è futuro. La data dell'11 marzo 2020, secondo me vale la pena verificare col commercialista e la Camera di Commercio, visto che c'è già comunque una corrispondenza tra i due soggetti, se questa denuncia, comunicazione di, non so se di variazione o comunque di conferma di attività, come codice Ateco, possa essere recepita come retroattiva. Perché a tutti gli effetti penso che il bar non l'abbiate aperto ieri e quindi verificare se nella comunicazione... No, nel senso appunto era contestuale all'attività, però capitano, mi hanno detto, questi casi dove appunto c'è questa mancanza di collegamento e compilazione corretta della Camera di Commercio e di codice Ateco appunto, però in Agenzia Entrate risulta tutto corretto. Sono un po' quei casi particolari che però appunto capitano. Sì, probabilmente stiamo parlando anche di errori, come dire, formali, no? Possono accadere queste cose qua. Secondo me vale la pena proprio verificare se questa variazione possa avere una data retroattiva, perché a tutti gli effetti questo è, la realtà è questa. Va bene, grazie.
Se ci sono altri interventi, altrimenti vi ricordo che l'indirizzo email contributi@confartigianato.verona.it è a vostra disposizione sempre per qualsiasi tipo di quesito scritto. Se mi mandate un quesito relativo alle attività, ricordatevi di allegare una copia della visura della Camera di Commercio aggiornata. Oltre al recapito email, trovate nel materiale che vi manderò domani mattina anche il mio numero di cellulare, quindi rimango a vostra disposizione. Io direi da qui fino al 14 di luglio, nel senso, ripeto, non c'è urgenza e fretta di fare tutto il 2 luglio, quindi con calma riusciremo a rispondere a qualsiasi richiesta. E credo che riusciremo a fare anche, una volta che avremo ben chiare le disposizioni da parte della Regione sull'operatività, quindi sugli aspetti operativi delle operazioni di invio, prenotazione e domanda, faremo anche un vademecum, quindi una guida molto semplice da mettervi a disposizione come dire, aiuto nella compilazione corretta della prenotazione e della domanda di contributo. Se non ci sono altri interventi, io vi ringrazio per l'attenzione, per aver partecipato a questo momento, questo incontro informativo. Confermo la mia disponibilità nei prossimi giorni, vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata. Grazie a lei. No, niente, grazie a voi. Ultimo consiglio, Grazie. La prenotazione inviatela in qualsiasi modo, in qualsiasi condizione, inviatela. Poi vediamo. Va bene? Buona serata a tutti.